donano la vita 2 volte nello stesso momento. Sono le madri in attesa dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, una delle poche strutture nel Veneto in cui le future partorienti possono scegliere per un percorso di donazione ancora poco conosciuto, quello del sangue cordonale. Emozionate, determinate e doppiamente felici del dono che portano in grembo, queste sono le loro storie e le testimonianze dei medici, operatori e volontari che le hanno seguite. Chi stiamo aspettando? Stiamo aspettando Leonardo, che è in arrivo ormai tra pochi giorni, dovrebbe essere. Come te l'aspetti questa nascita che coinciderà anche con un momento di donazione, quindi di altruismo a maggior ragione? Penso che sia una doppia emozione, perché avremo l'emozione dell'arrivo del nostro bambino, che comunque l'abbiamo desiderato e voluto, e l'emozione di sapere che comunque questa gravidanza, questo arrivo possa essere utile per altre persone. Bisogna assolutamente che le mamme che aspettano un bambino e anche il marito, quindi i genitori, sappiano di questa grandissima opportunità della donazione del sangue cordonale, perché ormai sono numerosi i trapianti che vengono fatti sia in età pediatrica sia in età adulta per pazienti che hanno importanti malattie del sistema emopoietico come le leucemie, mielomi ed altro, e che possono trovare veramente un beneficio con il trapianto di queste cellule staminali contenute nel cordone ombelicale. Deborah, un'altra mamma, chi attendiamo? Orgogliosa, anche molto orgogliosa, perché tra poco nasce. Chi nasce? Gloria. Gloria, quindi sappiamo già che è una bambina, quindi con questa grande felicità il momento della nascita di Gloria sarà anche però un momento di opportunità per un'altra persona in questo mondo. Io spero di servire a qualcosa anche dopo, insomma, mi farebbe piacere, perché no? Come mai questa scelta? L'ho letto così, finché facevo una visita, ho letto questa possibilità di donare sangue placentare, diciamo, e mi faceva piacere fare qualcosa anche per qualcun altro, se si può, se posso. Giovani genitori, insomma, che vogliono informarsi su questa possibilità, dove devono andare? Quando devono, vanno a fare per esempio i corsi per la preparazione al parto, parlano con le ostetriche, parlino con i ginecologi, chiedono direttamente al centro trasfusionale, qui abbiamo una banca qui a Treviso o in altri centri trasfusionali, lì verrà dato tutte le informazioni che servono. Il cordone, finché la mamma sviluppa il bambino e porta a termine la gravidanza, svolge un'importante funzione, quella di portare il sangue del bambino nella placenta, e nella placenta è come una specie di filtro. Il sangue del bambino viene a contatto col sangue materno e lì riceve tutti i nutrimenti, riceve l'ossigeno e i nutrimenti che gli servono per lo sviluppo fetale. Al momento del parto, chiaramente questo processo fisiologico diventa inutile, il bambino comincia a vivere di vita autonoma e il personale ostetrico recide il cordone ombelicale. Questo in tutti i parti. Quando noi dobbiamo fare la donazione del sangue cordonale, l'ostetrica sfrutta questo momento, il momento del parto, che va dal momento del parto fino al momento dell'espulsione della placenta, perché la placenta viene espulsa più tardi, questo periodo si chiama secondamento, per prendere una sacca molto simile a quella che viene usata dai nostri donatori di sangue, e con questa sacca è collegata a un ago, l'ago viene inserito nella vena ombelicale. E quindi tutto quel sangue che normalmente rimane bloccato con questa manovra all'interno del cordone e che usualmente viene buttato via insieme alla placenta o al cordone stesso, viene recuperato nella sacca. In genere la quantità di sangue che si raccoglie dipende in massima parte dalla lunghezza del cordone ombelicale e poi da altri parametri biologici. Quindi solo una sacca ogni 2, una sacca ogni 4 è idonea per la crioconservazione, cioè per essere accantonata, per essere utilizzata come fonte alternativa di cellule staminali ematopoietiche per fare il trapianto di midollo in pazienti oncoematologici, cioè in pazienti che possono essere ammalati di leucemia, oppure in pazienti che hanno particolari malattie genetiche, tipo la talassemia, dove il trapianto di midollo è la cosiddetta terapia elettiva, cioè la terapia che serve a guarirli. Federica è una mamma che ha
già scelto, vediamo anche il risultato della sua scelta che è Giovanni. Federica, ci racconti come è avvenuta, qual è la tua storia di donazione? Giovanni è nato 5 anni fa e durante l'attesa mi ero informata, avevo sentito parlare molto della possibilità di donare il sangue cordonale. È diventata una convinzione per me e mio marito il fatto di poter salvare un'altra vita mettendone al mondo una di nostra. E al momento del parto appunto siamo riusciti a fare questa donazione che sì, non ha nessun, cioè, non è dolorosa, non è niente di niente, ma la nostra fortuna grandissima è stata quando 3 anni dopo la nascita di Giovanni e la donazione del sangue cordonale ci hanno comunicato che il cordone di Giovanni era buono per un bambino statunitense, per cui c'è stata la grande gioia di sapere che era come mettere al mondo un altro figlio, perché il nostro sangue poteva salvare la vita di un altro bambino, e questa è stata la gioia, la conclusione felicissima di questa donazione sicuramente. Avete spiegato a Giovanni questo tipo di situazione? Sì, Giovanni lo sa. Gli abbiamo spiegato che il suo sangue, il sangue che c'è nel tubicino che teneva attaccate la mamma a Giovanni, è servito per un altro bambino che non stava bene, e gli è servito per guarire, sì, Giovanni lo sa. Quindi questo tipo di donazione ha arricchito genitori futuri, un'altra chiaramente ha salvato un'altra vita, ma è servito anche per far crescere una famiglia nella cultura del dono, insomma. Sì, sicuramente è capire che ogni dono che ci viene fatto, perché la vita di un figlio è sicuramente un dono meraviglioso per una coppia, può diventare dono per qualcun altro, non ricevere solamente ma anche riuscire a dare. Quante mamme si sono rivolte a voi per conoscere questo tipo di informazione, mamme o anche papà? Guardi, sono tantissime, lei vede che qua tutte le mattine abbiamo continuamente mamme che vengono a chiedere, che vogliono essere informate, che vengono anche a chiedere la donazione la raccolta di tipo privato, e ci chiedono consigli se conviene farla, se serve, e quindi noi diamo le informazioni secondo le evidenze scientifiche e secondo quello che ci dicono i trapiantologi. Quali sono i pro e i contro del sangue cordonale? Allora, i vantaggi, le dicevo, è materiale disponibile subito, caratteristiche biologiche importanti come l'immunità, creano meno problemi di immunizzazione nei confronti del paziente, quindi mi riferisco ai problemi di rigetto, meno problemi di trasferimento di fatti infettivi e materiale che si trova molto rapidamente. Questi sono i grandi vantaggi. Svantaggi è che il materiale che si riesce a raccogliere serve soprattutto per i trapianti di pazienti con un certo peso, sotto i 40 kg di peso, anche se attualmente si è visto che si possono utilizzare 2 cordoni per il trapianto anche di pazienti adulti. Questo perché appunto dentro il cordone ci sono poche cellule, perché è piccolino, possiamo spiegarlo così? Allora, già una delle caratteristiche di serietà delle banche pubbliche, diciamo, è che questo materiale che noi raccogliamo deve avere determinate caratteristiche dal punto di vista biologico. Mi riferisco soprattutto alla cellularità, devono avere un buon numero di cellule, sopra 1 miliardo, e poi anche dal punto di vista qualitativo delle culture cellulari deve essere un materiale biologicamente molto attivo. Questo significa quindi che non tutte le madri possono essere donatrici utili. Importantissimo l'arruolamento di queste mamme, quindi dall'anamnesi di entrambi i genitori, perché bisogna escludere problemi di tipo genetico, oltre che di tipo infettivologico, poi con gli esami che vengono fatti assolutamente molto precisi e indirizzati per non creare poi problemi al futuro paziente. Sono le ostetriche che effettuano tutti i percorsi per la informazione, i corsi per il parto, per la preparazione, quindi sono, diciamo, le persone, le figure professionali più indicate per sensibilizzare le mamme. L'informazione viene già data durante i corsi di percorso nascita che vengono fatti presso i consultori. In ospedale il compito dell'ostetrica è
prevalentemente quello di raccogliere l'anamnesi e di raccogliere poi il sangue dopo il parto. Ecco, che tipo di domande, se ve ne fanno, vi fanno le neomamme o anche proprio le famiglie, i papà? Ma forse la principale è quella se questa donazione può dare dei problemi a lei o al bambino, quindi anche in questo caso l'ostetrica deve comunque rassicurare che queste donazioni verranno fatte prima valutando il grado di salute della mamma e del bambino. Nel momento in cui c'è stata questa presa di coscienza e quindi questa scelta, come è andato avanti il percorso di questa donazione? Beh, ho chiamato qua in centro trasfusionale e mi hanno dato un appuntamento, appunto anche per informarmi meglio, perché non sapevo bene come funzionava, essendo la prima volta che faccio donazione di questo genere. E oggi ho parlato con la dottoressa e mi ha un po' spiegato il tutto e non è niente di particolare, è solo una cosa in più che si può fare senza fare chissà che sforzi, perché è come donare sangue normale, anzi senza neanche il prelievo, perché lo fanno direttamente pinzando solamente il cordone ombelicale, quindi più che volentieri. Senti, secondo te c'è abbastanza informazione su questa opportunità per le future mamme o viene un po' lasciato, diciamo, all'iniziativa personale? È un po' lasciato all'iniziativa personale, trovo che ci siano poche informazioni. Quello che sanno le mamme è sicuramente migliorato da 5 anni fa ad adesso, a 2 anni fa. E c'è ancora però sicuramente molto da fare, perché tante mamme non sanno e ripeto, siccome è una cosa che non costa assolutamente nulla e dovrebbe essere a conoscenza di tutte le mamme, cioè dovrebbero farlo tutte le mamme così volontariamente, chiederlo. Il fatto è che bisogna però fare un colloquio prima del parto per verificare che la salute di entrambi i genitori sia ottima, per cui forse dovrebbero fare di più i ginecologi, le ostetrici, ma anche le mamme darsi un po' più da fare durante magari la gravidanza e sapere cosa si può fare effettivamente con i nostri bambini. La possibilità di fare questo tipo di donazioni è attiva in tutti gli ospedali del Veneto? No, noi siamo collegati con altri 9 punti nascita, appunto perché non tutti sono in grado di poter fornire questa procedura. E qui siamo con un'altra Valentina che è proprio dipendente dell'ospedale, anche lei in dolce attesa di un maschietto, l'ho saputo ieri e quindi dobbiamo ancora scegliere il nome, ma insomma un maschietto. Insomma, è sempre un'emozione poter dare alla luce chiaramente un bambino, ci mancherebbe altro. Valentina, tu sei una mamma che invece per la donazione del sangue cordonale non ha avuto tante possibilità di scelta. Purtroppo no, perché io sono di Oderzo, per cui nell'ospedale dove presumibilmente andrò a partorire non fanno la raccolta del cordone al momento. Speriamo che ci sia qualche sviluppo, magari insisteremo su questa cosa, ma io lo farei volentieri. Però purtroppo abbiamo questa limitazione al momento. E perché pensi che possa essere un'opportunità da medico? È una domanda che non posso esimermi di farti. Sicuramente un'opportunità personale e soprattutto anche un'opportunità per gli altri, per cui questo sicuramente insomma un'ottima occasione. Speriamo che ci sia una diffusione di questa cultura. Come sta andando la donazione in questo periodo o comunque diciamo negli ultimi anni? Avete visto anche con l'implementare delle campagne di sensibilizzazione un aumento delle donazioni di questo tipo di richieste? Certo, sicuramente grazie alla collaborazione, strettissima collaborazione con l'associazione Cognato CES e quindi al di là dei percorsi di formazione che facciamo col personale ostetrico, sicuramente la propaganda fatta con la loro collaborazione e grazie al loro aiuto ha comportato un aumento del numero di cordoni che abbiamo bancato. L'anno scorso sono state cedute all'estero circa 5 unità, 2 sono andate negli Stati Uniti, una è stata destinata al Portogallo, un'altra in Germania, un'altra in Grecia. Quando si parla di conservazione di sangue cordonale però non si può non informare correttamente della distinzione esistente tra banche dei tessuti pubbliche e banche dei tessuti private, dal momento che spesso solo quest'ultime, peraltro non previste dalla legge in Italia, vengono citate dalla cronaca, magari in occasione di parti eccellenti di madri famose. Nelle banche pubbliche e gratuite il sangue cordonale si può donare e conservare per uso solidale, ovvero per chiunque risulti compatibile e lo possa quindi ricevere per salvarsi la vita.
Una madre che scelga la conservazione autologa, riservata cioè solo a suo figlio, si illude di tutelarlo, in realtà abbassa di molto le possibilità di guarirlo nel caso un giorno si ammali. Su quasi 50.000 raccolte private mandate all'estero, ne sono state richieste per i trapianti in Italia da questi stessi familiari il numero 0. E questo come possiamo leggerlo, commentarlo? Vuol dire che c'è un grande business delle banche private e che poi non c'è il ritorno che i genitori magari si aspettano perché non servono. Soprattutto perché i trapiantologi italiani non potranno utilizzare quelle sacche. Perché? Primo di tutto, se il bambino si ammala nei primi anni di vita, quel sangue è già non utilizzabile perché è già intaccato dalla malattia. Quindi, primo, lo scartiamo. In caso di malattia di tipo genetico, assolutamente non potrà essere utilizzato lo stesso perché è già intaccato. Quindi porto l'esempio dei signori Faroni, che è una famiglia che noi abbiamo conosciuto, che hanno avuto l'esperienza di un trapianto avvenuto presso il centro trapianti di Pavia, che è uno dei più grossi in Italia. Allora, il signor Faroni, quando è nato il bambino 2 anni e mezzo fa, ha chiesto la raccolta del sangue cordonale e normalmente è stata fatta, è stata conservata, era anche una raccolta che è andata bene, a buon fine, era ricca di cellule, eccetera. Quando il bambino dopo 2 anni si è ammalato, il medico assolutamente gli ha fatto informare la banca di crioconservazione perché la sacca venisse eliminata. Fortunatamente hanno trovato una sacca utile e compatibile per il loro figlio in Australia. Scelta di cui si è parlato in famiglia, con il suo compagno, con i suoi genitori, a sua volta? Con mia mamma ci teneva e ci tengo anch'io. Sì, ci teneva, fa perché non fai questa donazione? Ho detto, perché no? È indolore, soprattutto perché è indolore. Sì. Quindi 2 generazioni di madri che hanno fatto questa scelta. Sì, me l'ha proposto lei, ma poi ho visto appunto il cartello e ho detto, no, questo mi chiama, allora sì, lo fa, se posso, se tutto andrà bene, darò anche il sangue placentare. Assolutissimamente, io non ero a conoscenza di questa cosa così meravigliosa che sono venuta a sapere tramite mia figlia e ho accettato anch'io la cosa che è bellissimo poter dare la possibilità a un'altra persona di avere un aiuto. Cioè, è stata una decisione stupenda, la condivido tantissimo. Sì. Perché è bello poter pensare che appunto un dono che per noi possa essere utile anche per altre persone, condividere il nostro dono con altre persone. Noi comunque prima che la signora venga dimessa sottoponiamo la paziente a successivi controlli, per cui nel momento in cui facciamo questi controlli lei sa che la sua sacca è idonea e quindi felice, insomma. Una mamma doppiamente felice? Una mamma doppiamente felice.